Bella raga, ciao a tutti dal Cobertone Veneziano, siamo tornati con la livrea normale, siamo con un nuovo sponsor e soprattutto, aspetta, non lo voglio dire ancora, Alpine Star, eccolo qua, anche il telaio, no, ancora non è completato, ma soprattutto pole position cubendiana, la prima pole, pole position devastante ragazzi, stiamo entrando nel ciclo Cume, nelle gare del veneziano, andiamo, vai Fiori. Andiamo a spaccare tutto. Una pole devastante. Mentre la prima curva è la. Pensate che nella prima curva guadagno anche 6 decimi. Dopo mi riperdo un po' nel tratto finale. Però la grande. Ora Kent e Oliva. Tutti che mi superano. Navarro, è il Nava, fiori. È il porco. È il porco. È il porco. Veloce, Kume. Relax, Kume. Calma però, perché abbiamo cominciato un po' male. Nel senso, voglio mettere il nasino subito in testa. Ciao ragazzi. E il Cume se ne va, sono le mie gare. Questa devo vincere, punto. Paul e vittoria. E giro veloce, voglio electric. Voglio electric come indiano. Regalatemi electric. Voglio anche il mio primo giro veloce. Lo pretendo. Il Cume se ne sta già andando. È chiaro che non pensate ragazzi, posso vincere questo primo mondiale, Però voglio già imporre il mio ritmo nelle mie gare. Vai Cume. Spacca tutto. Perché poi c'è anche Assen, la Monte Carlo della MotoGP e là. Anche là, anzi là, più di ogni altra gara vinco quasi sempre. Brno, il Sachsenring, Indianapolis. Fiori. Possono godere solo gli altri, però è chiaro che nella moto non sa mai, problemi tecnici, cadute, puttane sugli spalti, tutte cose che possono interferire sulla gara, però insomma, comunque il popolo del Cume, la tribù cumendiana è già esaltata per questo ragazzo, sto biondone che sta spaccando il culo a tutti, ufficiale, basta, tutti coglioni. Fa il vuoto veneziano, pacchetto completato, quindi anche il telaio c'è. Questo è molto importante. Vedo che Kent è mostruoso, Record di Rosy Binder, fastest lap di Rosy Binder. Mi vogliono strappare il giro record, sti stronzi. Spacca tutto, spacca tutto. Molto bene, sto andando bene. Catalogna, grazie anche alla F1. Te la godi a cannone. Goku, Goku. Dai, Vecchio. Dai, Vecchio. Buono, buono, buono. Se non ci sono sorprese, ragazzi, questa è mia. Porca puttana. Il Cume non si è... Un secondo e 3, ragazzi. 1 secondo e 3 a Clark. Kryptonite Clark. Molto bene. Molto bene. Molto. La curva l'ho presa molto meglio in qualifica. È una delle mie curve, ma non sto prendendo benissimo in gara, Ho fatto 1,52 basso in qualifica, 1,52 altissimo. Giro record fastest lap, tipico fastest lap. E qua ha un po' esagerato veneziano. Alcume esagera.
Dai che faccio electric. Sì, qua arriva electric, come indiano, giro record, vittoria e pole. E silenzio. E silenzio. Mamma mia, lo sto proprio distruggendo, eh. Ognuno le sue gare, fioi. Ognuno le sue gare. Sarà anche contento lo sponsor, perché prima gara dello sponsor nuovo, tac, winner. Questo mi dà anche più soldi, però chiaramente non posso cambiare la moto. È probabile che sto in Moto 3 il prossimo anno ancora per fare ancora esperienza, soprattutto per vincere tutto. Cioè io voglio vincere tutti e 3 i campionati. Cioè, parliamoci chiaro. Io li voglio vincere tutti quest'anno. E poi voglio fare il filotto in MotoGP. Quest'anno è impossibile perché devo recuperare tipo 100.000 punti. E Kent se non arriva primo arriva secondo. Però c'è il però. Porom pom però. Ragazzi, c'è un boato indescrivibile. Piace a tutti questo come per la sua simpatia, per il suo pacco, per il suo modo intelligente di parlare l'inglese. Eccolo qua, il Cube c'è, prima vittoria per il Cube, vittoria incredibile, dominata, un dominio, winner! Yes! E si Mentre i gode. protagonisti della gara... Voliamo al sesto posto a meno 73 da un Kent devastante però, eh. Ok, grande la Mahindra. Domina. Perfetto. Bravo Q. La sua felicità è comprensibile e con Yes! questa vittoria si è imposto su piloti di comprovato talento. Guardalo. Bravo, molto bene, molto bene. Patrick Comendiano. E si gode. Si gode a bestia. Raga, buon quinto posto. Dai, sono abbastanza soddisfatto. E cominciamo con le... Anzi no, sospensioni. Ma freni. Ok. Quinto posto, diciamo che perdo un po' nel primo settore. Comunque diluvio incredibile. Quindi sarebbe bello fare un double come andiamo, speriamo. Vai Fioi. Sotto il diluvio olandese. Mamma mia come piove. Vai Fioi. Per Clark Kent comunque che non ne sbaglia una Clark è qualcosa di devastante. Noi ci proviamo perché Asse è una delle nostre gare. Infatti mi aspettavo la coda. Questa è la MotoGP. Non puoi mai stare tranquilla. In realtà è la Moto 3, però vabbè, sono licenze poetiche, lasciatemi le licenze poetiche. Come Don ha già detto vuole vincere più di qualsiasi altro pilota nella storia, più di Agostini. Vai. Però non ho il passo da prima posizione, lo voglio già dire. Però è chiaro che l'ultimo settore è là che recupero tantissimo. Cioè, l'ultimo settore faccio faville. Ma non come bella, questa mi piace. Con la pioggia il maestro Venziano deve tornare. Deve scappare via Clark. Certo che sboccia, cioè peggio di Marquez, se la stanno lottando. Io metterò anche l'albo d'oro con le vittorie di Rossi e gli altri. Se la stanno veramente lottando, mentre qua c'è un Kent fenomenale. Certo però perché chiaramente non posso permettermi di tamponare Kent a questa velocità perché vuol dire ritiro. Eccolo qua. Dai, cazzo, sono la criptonite di Clark. Sono io la criptonite. Ciao, amore. Ciao, vecchio. Però era molto più veloce, c'è poco da fare. No, mi butta anche fuori sto porco. Questa è una bella sfida però, raga.
ed è il fastest del Cuba. Molto bene, molto bene. Comunque faccio 3 giri in qualifica proprio per avere, diciamo, la possibilità di fare la pole. Proprio voglio fare le cose fatte bene quest'anno, non come una volta che facevo un giro agli ultimi 3 minuti, che era proprio una cagata, che era durissima, anche perché Fiori l'obiettivo è uno solo, dominare il mondo. Spacchi i coglioni però, niente. Veramente lotta all'ultimo sangue. E la Monte Carlo della MotoGP, e questa è la Monte Carlo della MotoGP, uno dei gran premi prestigiosi. Dai, vogliamo il double. Comunque ricevo offerte da tante moto, però non esiste che non vado via dal Gondolari Team. Questo è il mio team e lo porterò alla gloria, punto, e anche basta. Dai, svegliati. Il primo settore di gran lunga il mio preferito. Non vedo l'ora di cambiare casco, quello sì. Se ne sta un po' andando veneziano 1,52. Era pole, era. Ma attenzione, giro record 1,52,2. Non si riesce all'ultimo giro a fare un tempo inferiore. Bel giro però del quarta, francesino. Ma a noi prima di tutto interessa vincere la gara. Curva presa molto lenta questa, molto lenta. Due decimi da Clark. Ecco, è qua ormai, coglioni, altro che 2 decimi. No? Veneziano, vogliamo la seconda. Queste sono le tue gare, non si smentisce mai. Però basta un errore, che basta il minimo errore, perché sapete che io non li avvio mai. Quindi è là la tensione. Mi regala CS, mi regalaci la seconda vittoria, dai, mi regala. Tensione, che poi sono i tifosi bagnati, ci sono i tifosi maschi bagnati e le tifose bagnate in un altro senso per vedere questo Kuma. Buono, buono. Io ultima chicane, poi è seconda vittoria. Final chicane, finales, e il Kuma c'è, seconda vittoria consecutiva, seconda vittoria in carriera, yes! Che vittoria ragazzi, 96 punti, meno 68 da Kent. Mamma, bravo Kuma, bravo, guarda qua il mandarino, qua 98 punti, tutti i miei praticamente. Ole! Oh yes! Oh yes! Mamma mia che video, questo è il video dei sogni. È stata un'ottima giornata per lui. Oltre al prestigio della vittoria, questo piazzamento gli frutta anche 25 punti importantissimi. Bravo. Però non capisco perché non mi vengono fuori le notifiche dei trofei. Penso di aver tolto sta cosa, ragazzi. Come si fa per rivedere le notifiche dei messaggi, dei trofei? Perché l'ho fatto quando guardo i Blu-ray voglio stare tranquillo. Però come si fa per rimettere notifiche in modo da capire un trofeo è arrivato? Grazie, fate un favore se mi mandate un messaggino e me lo scrivete sotto il video. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. La sfida tra giovani campioni in Moto3, la vittoria va al primo. Al Cume veneziano. Ciao!